Allora, Jacopo Berti, si diceva, dicevamo prima all'inizio, in mezzo un po' alla confusione preelettorale, che insomma a Roma si litiga sulla legge elettorale, davvero una situazione quasi al limite dell'immaginazione, perché ci sono stati lanci di crisantemi. C'è stato di tutto, perché ricordiamo che Matteo Renzi ha chiesto la fiducia per, dicono i suoi avversari, per imporre questa legge elettorale, quindi proteste dell'opposizione e Renzi che dice se vogliono che io lasci il governo, lo dica al Parlamento, no? Allora, la scusa dell'Italicum fino a qualche settimana fa era che all'interno del patto del Nazareno ci doveva essere anche l'Italicum e quindi purtroppo lui per fare queste riforme aveva bisogno dei voti di Forza Italia e quindi doveva portare avanti a tutti i costi questa riforma. Ora dicono che non c'è più il patto del Nazareno e portano lo stesso avanti questa riforma, una riforma che porta di nuovo alle liste bloccate, perché sono 100 circoscrizioni, quindi di fatto solo chi vince avrà modo di poter usare le preferenze, qualsiasi altro partito metterà solamente dentro persone nominate, quindi torniamo alle liste bloccate, di fatto avremo di nuovo un enorme premio di maggioranza che è appena stato dichiarato incostituzionale dalla consulta, quindi ci troviamo di fronte, il piano varrà solamente per una delle due Camere, perché andrà a creare quindi di nuovo un altro vulnus a livello proprio elettivo, perché sarà una riforma come al solito zoppa. E tutto questo non è nemmeno più supportato dall'idea di cui si parlava prima di avere questo patto, ma allora io mi chiedo, probabilmente era solo per le telecamere, solo per far vedere in questo momento a quelli che si cercano essere magari elettori del PD, per dimostrare no, ma non facciamo più l'alleanza con Berlusconi, e invece vediamo che sotto sotto siamo sempre alle solite. Siamo sempre alle solite con il rastrellamento di voti dove c'è bisogno di farlo. Abbiamo visto, mi pare Migliore si chiami, di SEL, Gennaro Migliore. Esatto, Gennaro Migliore di SEL, di cui ricordiamo il suo intervento sprezzante, odiando e ripudiando tutto ciò che era l'Italicum, descrivendolo la più grande disgrazia dell'Italia, e oggi è il relatore dell'Italicum alla Camera. Allora, questo in questo momento è il Parlamento italiano, un mercato delle vacche, dove purtroppo vediamo che vige solamente la legge del più forte, dove non esiste più la democrazia e la discussione, ma la minaccia. La minaccia, allora vi mando tutti a casa. Se questa è la democrazia, scusatemi, ma a casa mia questa si chiama dittatura, non si chiama democrazia. Li abbiamo invitati per 3 volte a sedersi a un tavolo. Alla terza volta, quando eravamo arrivati veramente a parlare, poi magari parleremo della nostra proposta di legge elettorale, e non si sono nemmeno presentati. Berti diceva alla Lorenzato. No, io dicevo che chi è senza peccato scagli la prima pietra, e noi siamo ben forniti di pietre, ma non di pietre fisiche, assolutamente, ma di pietre che si chiamano emendamenti, che si chiamano mozioni, che si chiamano studio. Infatti vediamo dagli atti della Procura di Firenze che è venuto fuori il problema di Incalza, che poi è stato arrestato grazie a una nostra interrogazione. Infatti 1° luglio 2014, la stessa cosa sta avvenendo adesso per la Pedemontana Veneta. È partita un'indagine dell'anticorruzione dell'Agenzia di Cantone, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, grazie a un esposto del senatore Cappelletti. Allora, noi lavoriamo in maniera molto forte e concreta in questa direzione, al di là di quelli che sono i proclami del governo, perché non basta fare un decreto legge, chiamarlo anticorruzione e poi lo vai a svuotare tutto quello che è la vera anticorruzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se dentro era contenuto l'interdizione perpetua ai pubblici uffici, rubi, non potrai mai più fare politica, dico io, se hai rubato all'interno della politica, e questo è stato tolto. Quindi chiunque sia stato condannato per reati, per aver rubato soldi pubblici, potrà tornare di nuovo. La sospensione della prescrizione avevamo messo noi, quindi sospensione della prescrizione vuol dire sei condannato in primo grado, non puoi andare in prescrizione, devi arrivare a un giudizio. Non puoi cavartela aspettando che la giustizia e la burocrazia vada lunga coi tempi. Mi sembra una cosa di buon senso, e questo è stato tolto. Avevamo chiesto un inasprimento delle pene per lo scambio di voto politico-mafioso, e queste sono state diminuite del circa quasi 50%, portandole a circa 5 anni, in modo che se uno è al primo reato e magari passa uno svuotacarceri, una cosa che ormai fanno un anno sì, un anno no, non paghi di nuovo e sei fuori di nuovo.
e sei fuori e di nuovo puoi candidarti, puoi rientrare in politica. Allora non basta mettere un cartellino e scrivere anticorruzione e dire bene ho fatto l'anticorruzione, se togli i pilastri portanti cosa rimane? Il nulla cosmico, rimangono le solite chiacchiere diapositive. Allora è questo il problema vero. Io adesso poi, magari cambiando discorso, ho sentito parlare adesso del turismo, sento parlare in maniera un po' fumosa anche di questo, tra l'altro se ne parlava oggi sui giornali. Noi cerchiamo di avere una visione estremamente concreta, dobbiamo dare i trasporti, dobbiamo spostare questi turisti, siamo una regione, la regione più visitata, si parla quasi di 60 milioni di presenze all'anno in Veneto. Allora ci sono aree che sono sottoutilizzate e aree che sono sovrautilizzate. Questo non lo dico io, ho avuto la fortuna di partecipare a un convegno assieme a un professore dello IU, aveva un professore olandese questo, che proprio spiegava come in Olanda siano riusciti a fare, nonostante un territorio che sicuramente ha nulla da invidiare, anzi il Veneto è 10, 100, 1000 volte meglio, eppure in una classifica del World Economic Forum sulla competitività del turismo ci troviamo al primo posto la Svizzera, al 13° l'Olanda e al 28° l'Italia. Perché? Perché lì sono stati in grado di fare una politica condivisa, di avere un treno che si muove in maniera capillare e copre il territorio, integrandolo con dei servizi ciclabili, il cicloturismo, il famoso cicloturismo. Il territorio allora viene usato come una fonte di reddito e non come la terra di conquista per esempio gli australiani che prendono le loro trivelle e grazie al decreto Sblocca Italia votato da questo governo vengono a trivellare nel nostro delta del Po. Allora sono due modi completamente diversi di vedere la politica e di vedere soprattutto il territorio. Noi vogliamo la preservazione del territorio, vogliamo che il territorio diventi la ricchezza per i veneti, non che diventi una terra di conquista per le lobby straniere. Sinistra, quelle di stare vicino alle persone, al sociale, noi lo stiamo facendo in maniera concretissima. Ci sono 11 milioni di euro che sono in un fondo per aiutare proprio tutti gli imprenditori. Cosa vuol dire? Ma non è vero! Ma solo per la gente! Allora io capisco. Ma li abbiamo già dati! Ma come non è vero? Dateli! A chi Io capisco che uno sia disinformato, però uno può andare facilmente in internet. Microcredito 5 Stelle recupera facilmente solo 25.000 euro per ogni imprenditore. Il 9 di maggio siamo a fare una marcia per il reddito di cittadinanza proprio per queste cose qua, proprio per impedire che le persone che non ce la fanno più non abbiano speranza in Italia ma che ce la possano continuare a fare. Adesso stiamo portando avanti, inizieremo col mese di giugno, col mese di maggio, quindi settimana prossima, la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per l'abolizione dei vitalizi. Tutti i privilegi, ovvero vitalizi, assegni fine mandato e tutta la quota eccedente di stipendio che spetterebbe a tutti i nostri parlamentari, a 150 parlamentari, a tutti i consiglieri regionali che abbiamo, finiscono in un fondo che adesso è un fondo che va a aiutare gli imprenditori e stiamo lavorando per attivare un fondo che va ad aiutare il sociale, ovvero le famiglie in crisi. Queste sono cose concrete che già ci sono, già esistono, quindi in maniera estremamente fattiva. Allora, non diciamo che le cose non vengono fatte, fatele. Possiamo fare di più? Sempre, sempre. Però le cose esistono, ci sono e le stiamo facendo. Ovviamente che dobbiamo poi... se ne è parlato spesso di scuole paritarie, costi rete molto, molto alte, poi la polemica con le scuole pubbliche. Allora, vediamo, siccome si parla ogni tanto, dice ripresa occupazionale, sì, occupazionale nel senso che passano da contratti a tempo determinato a indeterminato, ma i posti occupati sono sempre quelli, perché entrano al posto di quelli che sono usciti e quindi non ci sono grandi cambiamenti. E in più, cari sostenitori della crescita economica, siamo tutti sostenitori ma attualmente non se ne vede traccia, chiudono il Mercatone 1 l'altro giorno e lo Shan oggi con migliaia di esuberi. Quindi dov'è questa ripresa? Dove sarebbe? Abbiamo ucciso i commercianti e l'Ascom ha ragione a dire questo, e abbiamo messo le nostre vite e quelle delle nostre famiglie in mano a questi grandi lobby che, come abbiamo visto, continuano solamente a produrre danni. Mercatone 1, Auchan continuano a creare licenziamenti. Noi vogliamo che i piccoli e medi commercianti tornino i protagonisti. Avete rivisto
Jacopo Berti, Non lo conoscevo quello là. Ecco, già che c'è può completare Sì, completo il ragionamento. Giustamente lei diceva prima che c'è stato un cambio dei contratti di lavoro, ma che non ha portato a nuova occupazione. Infatti il tasso di disoccupazione, ai noi, è aumentato. L'Istat, dopo le grandi sparate del ministro Poletti, arriveremo a 1 milione di nuovi posti di lavoro, il giorno dopo l'Istat, in maniera quasi fantoziana, ha smentito dicendo che aumentava la disoccupazione. Questo perché ci sono 2 tipi di modelli, direi imprenditoriali o quantomeno commerciali anche all'interno della Regione Veneto. Uno è un modello che segue per esempio il Jobs Act. Che cosa dice? Rendiamo tutti dipendenti, aumentiamo, facilitiamo quindi vediamo le grandi catene multinazionali ad assumere e altrettanto facilmente a licenziare. Io dico cinesizzando quelli che sono le persone che ci lavorano all'interno. Poi c'è una direzione opposta, che è quella che aiuta i piccoli commercianti, che prevede che i centri storici siano i centri commerciali naturali che noi abbiamo in Regione Veneto. Non c'è bisogno di andare a cementificare, di andare a fare i grandi centri commerciali, di portare lo Auchan per esempio da fuori, dalla Francia. Abbiamo già tutto noi qua in Veneto. Abbiamo già la possibilità di farcela senza bisogno di essere, come abbiamo visto, di svendere prima i terreni, prima di tutto, farci cementificare, permettere a loro di guadagnare, assumerci per una pipa di tabacco e poi quando vedono che non ci guadagnano più ci licenziano in tronco e ci rimettono in mezzo a una strada. Quelle sono tutte famiglie che restano a casa. Se noi invece avessimo avuto, ed è quello che noi guardiamo, lo facciamo a livello comunale, lo facciamo a livello di politica generale, andare vicino ai commercianti vuol dire esattamente questo, è una politica che parte dall'ambiente e va a finire fino, ripeto, al commerciante, che deve essere visto prima di tutto come persona, come famiglia e come lavoratore che mantiene viva la città e mantenendo viva la città ovviamente anche la sicurezza ne giova. Le cose che fanno veramente arrabbiare i nostri concittadini veneti. Infatti il 24 di gennaio noi siamo andati sotto casa di Garan senza colore politico per chiedere le dimissioni, richiedendo a gran voce, ripeto, come cittadini, come cittadinanza le sue dimissioni. L'abbiamo fatto poi con un'interrogazione parlamentare, l'abbiamo fatto attraverso i nostri capigruppo, l'abbiamo chiesto espressamente a Grasso e alla Boldrini, quindi al Presidente di Camera e Senato, che ci hanno risposto che loro non ci possono fare niente, che si vanno a trincerare dietro, si vanno a trincerare dietro l'autodichia, Chiudono le scuole perché esatto, e poi chiudono le scuole. Allora iniziamo prima di tutto a fare pulizia interna e non a salvarli con le votazioni come fanno regolarmente.